TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. In merito all'incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre all'aeroporto di Tessera, ecco la nota da parte di Dario De Rossi della segreteria della CISL Venezia con delega alla sicurezza. Intanto, come CISL Venezia, speriamo che l'operaio riesca a riprendersi. Resta il fatto che ogni giorno c'è da aggiornare il bollettino degli incidenti sui luoghi di lavoro. Serve diffondere la cultura della prevenzione. Bisogna alzare ancora di più il livello di guardia e intensificare i controlli nei cantieri. Siamo molto preoccupati, non è più possibile andare avanti così e tutte le parti in causa devono fare la propria parte, raddoppiare gli sforzi, dagli imprenditori ai committenti, dalle istituzioni ai sindacati, sino agli enti di formazione del settore, allo SPISAL e all'Ispettorato del Lavoro, per concentrarsi e pretendere un costante impegno sull'applicazione delle normative sulla salute e sulla sicurezza. Ancora cronaca. Squadre della colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco della Direzione Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige sono partite la notte scorsa per raggiungere le zone di Forlì e Faenza, dove sono esondati dei fiumi e dei torrenti. Le squadre dei Vigili del Fuoco in versione contrasto rischio acquatico con personale e mezzi dei comandi di Vicenza, Treviso, Venezia, Verona, Padova, Rovigo e Belluno hanno già raggiunto le zone operative dove stanno prestando soccorso. Parliamo di sanità. All'ospedale di Mestre esiste un posto che anticipa la patologia aortica e si prende cura di intere famiglie con questa predisposizione. A un anno esatto dalla sua nascita, di famiglie a rischio ne ha trovate, contattate e trattate 20. Si chiama ambulatorio aorta e previene l'arrivo del killer silenzioso. Si trova all'interno del reparto di cardiochirurgia dell'Angelo. Alla sua porta bussano pazienti di ogni età e da ogni parte del Veneto. È unico nel suo genere e uno dei pochissimi simili a esistere nel nord-est. Questo ambulatorio del cuore ha già seguito all'interno dell'offerta assistenziale regionale 211 persone. L'equipe dei cardiochirurghi si occupa così anche di operare preventivamente i pazienti a rischio, ovvero quando ancora non presentano alcun sintomo, ma l'indagine diagnostica risulta invece inequivocabile. Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito notizieplus.it. E cambiamo decisamente argomento. È stato inaugurato questo pomeriggio nello spazio dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino il parco divertimenti Mestreland. Il Luna Park resterà aperto fino al 29 settembre e prevede, oltre alle giostre, serate ricche di performance e musica dal vivo. Il parco divertimenti sarà l'occasione per riunire assieme adulti, ragazzi e famiglie che vogliono trascorrere una settimana in compagnia, all'insegna della musica e del sano divertimento. Iniziativa che rientra nel palinsesto dell'E-Città in Festa del Comune di Venezia, organizzata dall'associazione Eventi 2000, in collaborazione con Vela SPA e Buffalo Beer. 60.000 metri quadri e oltre 60 attrazioni, il doppio rispetto all'anno scorso. Per 11 giorni faranno divertire adulti, bambini e famiglie. Tra le novità, la ruota panoramica. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.